18.628 i vaccini inoculati fino a oggi pomeriggio in regione, su 26.590 dosi disponibili. Lo si evince dai metadati contenuti nel report vaccini anti-Covid-19 del Ministero della Salute e del Commissario straordinario Covid-19. In regione dal 31 dicembre a oggi sono 13.358 gli operatori sanitari e sociosanitari a cui è stata somministrata la prima dose del vaccino, seguiti dal personale non sanitario 3.951 e dagli ospiti di strutture residenziali 1.319. Di questi 12.190 sono donne e 6.438 uomini. La fascia d'età maggiore coinvolta finora è quella che va dai 50 ai 59 anni, con 49.690 vaccinati, seguita da quella compresa nel range che va dai 40 ai 49 anni con 4.000. In Friuli Venezia Giulia, su 7.714 tamponi molecolari, sono stati rilevati 586 nuovi contagi, ai quali si aggiungono 61 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività dell'8,39%. Sono inoltre 2.016 test rapidi antigenici realizzati, in cui sono stati rilevati 168 nuovi casi. I decessi sono 20, ai quali si aggiungono 2 morti pregresse afferenti al periodo tra il 23 novembre e l'11 dicembre del 2020. I ricoveri nelle terapie intensive sono 68, mentre quelli in altri reparti scendono a 671. I decessi complessivamente ammontano a 1.950. I totalmente guariti 41.208, i clinicamente guariti 1.165, le persone in isolamento 12.179. Da inizio pandemia i casi da tampone molecolare sono 57.241, di cui 719 da fuori regione. Vicegovernatore, viene inaugurato oggi a Trepoli Go Sul un ambulatorio che ricorda il dottor Lorenzini, un uomo di valore, ma che è anche simbolo per il ruolo dei medici di medicina generale. Sicuramente per me è una giornata che comincia bene e vorrei che ogni giorno cominciasse così, perché è un presidio territoriale, la presenza della medicina generale e la prossimità per garantire una cura, un percorso di cure appropriate alle persone è il modello al quale guardare. La pandemia ci dimostra questo e quindi per me veramente è stata un'occasione importante, tra l'altro anche quella di ricordare un importante professionista che, come ha detto il sindaco nella sua motivazione, non si preoccupava soltanto di visitare, perché il medico di medicina generale svolge un lavoro che riguarda la risposta sanitaria, ma riguarda una risposta di salute un po' più complessa, un po' più ampia. Questo ci consentirà, se guardiamo con determinazione a questo, di consentire ai nostri medici di medicina generale di poter fare questo lavoro, abbandonando molte cose che sono costretti a fare e che non hanno ragione che continuino a fare. Questo è un obiettivo che anche la conferenza delle regioni, gli assessori regionali alla salute hanno posto al governo, incontrando il consenso su questo obiettivo. Io penso che la revisione della medicina generale sarà uno dei grandi obiettivi che noi avremo davanti nei prossimi mesi.